C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. Il proverbio di oggi è teologico. Ebbene sì, sous el Signur non peut falir. Siamo di nuovo in compagnia della signora Silvia? Silvia, grazie per essere nuovamente con noi. Ma scusi, lei di che si occupa? Cosa fa? Sono un'assicuratrice. Un'assicuratrice, quindi assicurerà solo cose belle, no? Cosa bisogna assicurare? Lei che ci assicurerà un futuro radioso? Speriamo di sì, dai. Bene, dai, allora Silvia, ascolti, qui si parla di qualcuno un po' più importante di noi, è il Signor. Sous el Signur el per mia fali, non per fali. Cioè, che significa secondo lei, Silvia? Solo il Signore non può sbagliare, perché è infallibile, è perfetto e quindi non può sbagliare. Beh, però anche in casa, lei nelle diatribe tra moglie e marito, ovviamente è infallibile lei. Ovviamente, ho sempre io ragione. Mancherebbe altro, perché magari quello tenta ogni tanto di... Si tenta, ma ho sempre ragione io. Cioè, vogliamo capirla, no? Va bene, ascolti, vabbè, poi lei ha dei figli, dei ragazzi, sì? Sì, ho un bambino di 6 anni. Lo vogliamo salutare, come si chiama? Lorenzo. Lorenzo, è bravo e birbo? È bravo e birbo insieme. Vabbè Lorenzo, vai tranquillo che tanto c'è sempre nonna per la mancia, eh? Sì, c'è sempre lei, c'è sempre lei. A 6 anni magari la mancia ancora no, ma il gioco, eh? Sì, anche la mancia però. Ah, grazie Silvia. È tornata a trovarci Maria Elisa, vero? Sì. Benissimo, liceale ci dicevi, vero? Al liceo Copernico. Sì. Senti, all'ultimissimo anno, neo maggiorenne, e tra l'altro mi dicevi poco fa che hai già partecipato ad un gioco sulla nostra emittente, vero? Sì, ho giocato in terza media al gioco dell'ambiente. Sì, che bello, è il gioco dell'ambiente che toccava le varie scuole della nostra città e se non sbaglio condotto da quel disgraziato di Brio, no? Fa ancora di ste cose, lo salutiamo, è un collega bravo e simpatico. Allora, senti un po' Maria Elisa, qui c'è questo detto popolare in dialetto, sul el signor non per falì, oppure el per mia falì, vedi un po' come preferisci tu. Sul el signor el per mia falì, non per falì, cioè... Solo il Signore? Solo se di signore ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Solo il signore, ma quale signore? Il signore il vicino di casa, il panettiere, quale signore? Quale signore? Ah, Dio. Solo Dio non può fallire, non per fallire. Di nuovo con la signora Dussia, vero? Verissimo. Ma un po' freschetto, giustamente si ripara. Lei, signora Dussia, di che si occupa? Ha una professione casalinga? Sono occupata, sono casalinga, anche sono la mamma, e anche operaia. Vedi, e niente, insomma, non si annoia mai, signora, eh? Scusi? Non si annoia mai, c'è tanto da fare. Quello sì, non mi annoia mai. Questa è una cosa bella anche per la sua famiglia. Mamma di quanti ragazzi? Ho 2 figlie, una all'elementare, l'altra in prima media. Sono brave, litigano tra di loro? Anche. Che devono fare? Le vogliamo salutare? Ciao! Ecco, c'erano anche le mani nei guanti, insomma, che si muovevano con le manopole, giustamente si fa un po' fatica. Allora, guardi un po', io non so, lei che professione, perdoni, che religione professa, se posso chiederglielo? Religione ortodossa. Beh, allora, insomma, il Padre Eterno è comune ai cattolici, ecco, sul el Signor non peut falir. Cioè, che significa secondo lei in dialetto? Sul el Signor non peut falir, oppure el per mia falì, insomma. Sarebbe sul nome del Signore non si può fallire. Speriamo di aver dato un'interpretazione teologica abbastanza convincente. Ho indovinato. Sul el Signor non peut falir, ebbene sì, va proprio riconosciuto a chi sta più in alto di noi. L'uomo sbaglia, il Padre Eterno non sbaglia mai. Amici, anche noi ogni tanto sbagliamo, ma non sbagliamo nel darvi l'arrivederci e nel ringraziarvi. Alla prossima, ciao!